Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. Dunque buon pomeriggio, torna linea diretta, l'appuntamento con l'ospite su friulitv.net. Già collegato da Roma con noi il senatore Mario Pittoni della Lega. Allora senatore, innanzitutto dopo quello che è avvenuto ieri sera a Conte i conti tornano? No, mi pare evidente che non tornano, perché anche se questa volta non era obbligatorio avere la maggioranza assoluta, però è evidente che ci sono delle difficoltà che si manifesteranno soprattutto nelle commissioni. In molte commissioni Conte non avrà la maggioranza, quindi sarà difficile portare avanti le leggi di iniziativa governativa. Ecco, mi permetta senatore, scusi, solo una comunicazione di servizio. Probabilmente lei ha le casse alte del suo computer che le fanno interferenza sull'audio, infatti si sente molto disturbato le sue risposte, giusto per correttezza l'avviso, perché purtroppo non c'è un buon ritorno audio da Roma. Se magari correggio un attimo giusto il volume delle casse o qualcosa, perché c'è un'interferenza che disturba effettivamente il parlato. Non so se lei provi a parlare ancora, è bello della diretta, siamo in onda, provi. Non so come si possa modulare. Sì, perché proprio si sente un disturbo, cioè proprio mentre lei parla c'è un ronzio che è impossibile spostare il telefono, vediamo se è sufficiente. Va bene, allora facciamo così, io do una notizia di cronaca, perché ci sono delle due notizie, e poi riprendo subito con lei. Pazienti, ho spostato il telefono, adesso come si sente? Sì, si sente abbastanza meglio, però c'è sempre questo disturbo purtroppo che dà fastidio. Va bene, sentiamo fra poco. Sì, perché purtroppo c'è proprio il problema che arriva da Roma, perché pensavamo fosse un problema nostro, ma sento in effetti sempre quel ronzio sotto. Provi a parlare adesso? 1, 2, 3, 4, prova. Sì, c'è sempre purtroppo questo disturbo che ci sta, che è molto fastidioso, solo per quello, perché mentre lei parla si sente questo... Sento anche il computer, per cui a questo punto non saprei cosa fare. Certo. Vabbè, proviamo lo stesso, va? Il bello della diretta è questo. Allora, dicevamo che Aria tira a Roma, abbiamo detto, i conti per Conte tornano? No, non tornano, dovrà cercare, mi pare che si sia già impegnato in questo senso col Capo dello Stato, trovare qualche altro responsabile, costruttore, o come lo si può chiamare, visto che un termine che era visto in negativo fino a qualche giorno fa, adesso gli è stato costruito attorno un significato diverso. Questo purtroppo succede a seconda che queste operazioni partano da una parte o dall'altra. Partono dalla destra, solitamente sono valutati in termini negativi, da sinistra al contrario. Certo. Abbiamo visto che ci sono stati anche dei colpi di scena, no? Soprattutto ieri sera al Senato, addirittura ha dovuto intervenire il VAR per capire un attimo chi ha votato, chi non ha votato, qualcuno si era nascosto oppure perso la chiamata. Certo, con sorpresa finale del voto di Nencini, che sembrava aver fatto una scelta diversa. Non commento, non ho sufficienti elementi. Senta, le opposizioni, dopo quello che è avvenuto in particolare al Senato, perché se alla Camera
si dava per scontato che Conte sarebbe passato in letizia, come si dice in questi casi. Al Senato invece si doveva fare un po' un conteggio per capire se la maggioranza era una maggioranza duratura o se addirittura una maggioranza a rischio, no? Chiaramente i 16 astenuti di Italia Viva sono stati fondamentali per evitare il clamoroso pareggio, no? Che addirittura se togliamo i voti dei senatori a vita il governo andava sotto. Senta, dicevo, le opposizioni, in particolare questa destra che si, diciamo così, extraeuropea, oppure come la vogliono chiamare, dicendo, come esce dopo questa toccata? No, ecco, questa è la solita propaganda, perché noi non siamo anti nulla, noi vogliamo costruire, lanciamo centinaia, per dire migliaia di proposte nella fase emendativa di tutti i decreti, però si continua a parlare di Lega, Fratelli d'Italia, in generale come una forza negativa, distruttiva, portatrice di odio. A me pare che sia esattamente il contrario. Non è tradizione del centrodestra criminalizzare l'avversario politico. Dall'altra parte, invece, purtroppo da decenni succede questo. Prima con Berlusconi, adesso con Salvini. Ma le cose non stanno così. Io stesso pubblico intanto dei fogli di formazione sul rapporto con l'Europa, e non mi sono mai espresso contro l'Europa. Un titolo in particolare concordato con Salvini era "Un'altra Europa è possibile", e questo è il fronte su cui lavoriamo. Certo, però insomma l'Europa sta a guardare quello che sta facendo l'Italia. In altri paesi dell'Unione Europea si andrà comunque a votare con attuali governi di minoranza, però comunque ci saranno le elezioni, visto che i rispettivi governi non hanno, come si dice, lunga vita. Però è anche vero che l'Italia è un po' particolare rispetto al resto d'Europa, perché essendo una repubblica parlamentare, lei mi insegna che i voti devono tornare in tutte e due le Camere, e se il Capo dello Stato ritiene che il governo comunque vada a tutte le probabilità di durare più lungo possibile, insomma, si continuerà su questa strada. Il problema è proprio che stiamo tornando verso un sistema proporzionale quasi puro, cioè alla Prima Repubblica, con i governi che cambiano ogni 9 mesi. E questo non è positivo, uno perché toglie peso al voto dei cittadini, per cui sicuramente perderemo un po' di elettori per Stato, cioè tanti cittadini non troveranno più motivazione per andare a votare, questo è il problema principale. E poi sa benissimo come nascevano i governi della Prima Repubblica. Andiamo a replicare un sistema che ha evidenziato tutte le sue criticità e negatività da decenni. Senta, sia in particolare la Meloni e Salvini hanno chiesto un incontro con il Capo dello Stato per alcuni chiarimenti. Questo incontro ci sarà? Penso assolutamente di sì. E sa che noi ci stiamo muovendo sul doppio fronte. Da una parte chiediamo il voto, che anzi è la nostra prima richiesta, perché è cambiato in maniera talmente pesante il quadro politico rispetto a quando si è votato l'ultima volta, sono passati ormai quasi 3 anni, e 9-10 mesi, credo. E già un anno e mezzo fa risultava totalmente stravolto il quadro politico, perché già c'erano le condizioni per ridare la parola ai cittadini. A maggior ragione oggi, in cui la scelta più corretta sarebbe appunto il voto subito, come si fa in altri paesi, anche in piena epidemia, e l'alternativa è un governo di centrodestra, nel senso che la coalizione che aveva ottenuto più voti era quella di centrodestra, il 37%. Non mancava molto per raggiungere la quota indicata del 40%. Questo si può ottenere avendo un terzo di parlamentari che sono arrivati nelle aule grazie al voto al Movimento 5 Stelle, che però di fatto sono a loro volta divisi fra chi è più orientato a destra e chi più a sinistra. Siccome c'è una deriva ormai evidentissima della direzione della segreteria del Movimento 5 Stelle verso sinistra, è chiaro che una parte di coloro che sono stati eletti ma che non hanno questo tipo di impostazione possono essere tentati di guardare dall'altra parte. Lì potremo pescare i numeri che ci mancano
per un governo di centrodestra, per cui una delle richieste che formuliamo al Capo dello Stato è di tenere in considerazione questa opzione, qui si potrebbe anche decidere di assegnare l'incarico di andare a cercare i voti a una figura che rappresenti il centrodestra. Però dovreste trovare, mi permetta, dovreste trovare nel cappello magico, nel cilindro magico, dovreste pescare l'uomo giusto che convinca anche i vostri avversari del PD, dell'EU e escludiamo i 5 Stelle, però mettiamo Italia Viva, PD e l'EU, che vi diano una mano per eventualmente sostenere il governo, perché se no i numeri non ci sono, non tornerebbe, anche qualsiasi in questo momento un nome che lei potrebbe sparare per fare un governo di centrodestra, la vedo un po' dura con i numeri che ci sono. Guardi, l'ultimo problema è il nome, perché i nomi ci sono, accreditati a livello internazionale. È chiaro che se li facciamo rischiamo di bruciarli, quindi non è il momento di fare nomi. I nomi sappiamo quello che ci sono. Siamo in questo momento nelle mani del Capo dello Stato. Se lui decide di avviare un'operazione, ovviamente prima si deve dimettere l'attuale Premier Conte. Se dovesse dimettersi, bisogna crearsi le condizioni per che il Capo dello Stato abbia la possibilità di indicare una figura vicina al centrodestra per andare a cercare i voti per mettere in piedi un governo. Noi ovviamente ci siamo con l'intero centrodestra e con la possibilità di allargare questa coalizione a figure che, ripeto, sono state elette con una formazione che aveva indirizzi totalmente diversi 3 anni fa, e che però adesso si sta riposizionando, e parte appunto di queste persone potrebbe riposizionarsi proprio a destra. Bene, senatore, io la ringrazio, la lascio al suo lavoro, so che insomma gli impegni sono sempre serrati e soprattutto queste ore, questi giorni saranno e forse addirittura settimane di sorprese dietro l'angolo, no? Perché attenzione, come disse una famosa imitazione noschese durante una trasmissione del sabato sera, imitando Andreotti, disse franchi e tiratori, dunque bisogna sempre stare attenti, no? Perché la vecchia politica è sempre dietro l'angolo. La ringrazio. È un po' come la TV, no? Si passa dall'analogico e si va al digitale. Grazie senatore, buon pomeriggio anche a lei e la lascio tranquillamente ai suoi impegni. Grazie ancora dunque al senatore Mario Pittoni. Noi andiamo invece avanti con 2 notizie per dire che la Procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per i 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore di Fiumicello trovato privo di vita in Egitto nel febbraio del 2016. Per il generale Tariq Sabir, Attar Kamel Mohamed Ibrahim, Usam Elmi, Magdi Ibrahim Abdelar Sharif, le accuse variano dal sequestro di persona pluriaggravato al concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate. Questa è la nota, insomma, della Procura di Roma. Staremo a vedere, la vediamo molto difficile. Invece c'è stato un importante appuntamento quest'oggi a Udine, e mettiamo subito la telefoto, per dire che in una fase così delicata per i sistemi fieristici, acuita nelle sue difficoltà dall'emergenza Covid, con tutto quello che sta causando proprio sul comparto eventi, Udine e Gorizia Fiere si trova a punto di svolta decisivo. Grazie alla pronta riconversione di parte dei suoi amplissimi spazi ed altre attività, a partire dai padiglioni messi a disposizione per esigenze sanitarie e quelli che saranno destinati in supporto all'attività scolastica, è stata accolta l'occasione per il rinnovamento e per avviare una nuova fase che possa ridare linfa a una struttura centrale per l'economia regionale. A delineare le strategie per il futuro dell'ente fieristico in una conferenza stampa sono stati quest'oggi l'amministratore unico di Udine Gorizia Fiere, Lucio Gomiero, e Giovanni D'Apozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, socio di riferimento appunto dell'ente fiera. Importanti iniziative, come abbiamo detto, come sempre dobbiamo rimboccarci le maniche davanti a queste importanti situazioni e insomma l'importante è che si trovi la quadra e soprattutto si faccia squadra per poter portare a casa i risultati. Per quanto ci riguarda, con l'informazione è tutto, terminiamo qui, vi diamo appuntamento intorno alle 17 dove vi daremo, insomma, speriamo,
buone notizie per quanto riguarda Udinese-Atalanta e vi aggiorneremo anche del recupero di Serie D che vede impegnato il Chiarlins Muzzane. Dunque 14:26 precise, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ci scusiamo per purtroppo questa interferenza, ma non è dovuta a noi. Durante il collegamento da Roma abbiamo cercato in tutte le maniere di sistemare, ripeto, non è un problema nostro, ma purtroppo succede, siamo in diretta e a volte si dice il bello è questo. Cosa dire? 14:27, mandi e alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.